L'acqua di August la rinfresca il Busc. Voglio ricordare questo detto che si riferisce, come spesso accade nei proverbi, al tempo atmosferico, per augurarci, pregare, sperare che in questo periodo molto caldo ci sia ogni tanto qualche lavatina per rinfrescarci un po'. Questa è venuta anche di passare, però le soffiche, quindi si augurano proprio che venga giù un po' da quetta. Gemona passava un dì che la prima acqua di August la caccia via i più sei musche, era un altro detto che abbiamo citato. Quest'oggi ricordo questo insieme a un'altra che si riferisce a una festa di un santo di questo periodo, fra 2 giorni, San Bartolomeo, e si dice che l'acqua dopo San Bartolomeo è buona della Vaipè. I nostri paesani avevano visto che insomma, se la serviva l'acqua la serviva prima per le coltivazioni che avevano. Ora non sono un esperto di agricoltura, posso immaginare forse per il frumento 1, insomma il detto si riferiva evidentemente alle necessità dell'acqua che poteva venire d'estate. Quindi c'era questo detto, e come al solito spesso le ricorrenze dei santi servivano anche come punto di riferimento per i proverbi. Quindi l'acqua dopo San Bartolomeo è buona della Vaipè. Le do che la governò, la governò sempre l'acqua, mi raccomandi, però insomma c'era questo detto. Detto ciò, oggi che anche Maria Regina, che viene così festeggiata come appunto la Madonna che è regina dei santi e degli angeli in cielo, magari ci ottenga una piccola grazia di una rinfrescatina, che il cielo ce lo conceda e che tutti possiamo trascorrere ancora qualche giorno di agosto in serenità. Ve le auguri di tutto il cuore a voi altre e alle vostre famiglie, ricordando che l'acqua di August la rinfresca il Busc.